Domenica scorsa, 3 novembre, Don Giuseppe Doriente, l'arciprete di Favara e parroco dell'unità pastorale del centro storico che comprende le parrocchie della Beata Maria Vergine del Carmelo, del Transito e della Chiesa Madre, ha raggiunto il 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Sicilia TV Notiziario ha seguito la messa serale in Chiesa Madre, la funzione è stata celebrata in presenza di tantissimi prelati. Tanti i regali che al termine della celebrazione ha ricevuto Don Giuseppe, tra questi da un'idea di Gaetano Scorsone, pure un libro che contiene i pensieri di molti di coloro che hanno avuto il piacere di conoscere Don Giuseppe e di apprezzarne le doti. Noi abbiamo intervistato subito dopo la messa sia Gaetano Scorsone che l'arciprete Don Giuseppe Doriente. Vediamo. Confrontandoci su cosa realizzare per il 25° di sacerdozio di Don Giuseppe, qualcosa che potesse rimanere nel tempo, ci siamo accorti che ognuno di noi aveva un profilo suo particolare, perché è frutto dell'esperienza prettamente personale vissuta con Don Giuseppe. E quindi abbiamo pensato che se fossero stati esternati questi sentimenti e questi principi, questi episodi, questi aneddoti fissati assieme, avrebbero costituito una sorta di tesoretto affettivo che nel tempo avrebbe dato a Don Giuseppe l'esatta misura di quell'affetto, di quell'amore, di quella stima che la comunità di Favara ha sentito e continua a sentire nei suoi confronti, ha coltivato nei suoi confronti. Quindi qualcosa che gli potesse far percepire il buon profumo dei buoni sentimenti, che altro non sono che quelli che lui ha riversato su di noi con il suo modo di essere sacerdote, guida spirituale, ma finanche amico e fratello, e che da fedeli e da fratelli e da quasi suoi familiari, perché lo consideriamo come se fosse un nostro congiunto a tutti gli effetti, ognuno di noi sente di restituirgli con tanto di interessi affettivi. Don Giuseppe, allora 25 anni, come si sente? Mi sento sempre giovane, pieno di entusiasmo e ringrazio Dio veramente per avermi chiamato al presbiterato, perché dopo tutto quello che avevo ricevuto mi ha dato ancora più di quello che io meritavo, speravo e così via. Veramente sono soddisfattissimo, anche perché ho potuto lavorare in tantissime comunità e sono stato sempre non solo amato, ma io ho amato queste comunità e quindi vicendevolmente ci siamo stimati e voluti bene. Io sto benissimo a Favara, lo dico sempre, perché ho trovato un grandissimo cuore. Mi sento a casa mia, nel vero senso della parola, perché ovunque incontro volti sorridenti, volti accoglienti, gente che veramente anche nei sacrifici sa amare e sa valutare e sa rispettare. Ma mi viene difficile pure parlare. È un po'